Play 2 da 371 rounders all'Italian Poker Open, tutti a caccia della prima moneta da 83.000 euro. O, male che vada, dell'emozione di alzare le braccia al cielo quando il direttore del torneo pronuncerà il fatidico complimenti, siete tutti a premio. Saranno 77 i players in the money di questa Summer Edition dell'Ipo. Siamo ancora lontani, visto che in gioco sono ancora 260, però non si può non segnalare la grande prova di uno storico amico di questo torneo, Max Bandana, con 280.000 chips, inseguito da una bellissima donna, forse l'unico caso in cui non gli fa piacere, perché si tratta della temibilissima Misha Marcoulé con 250.000 chip. Un passo indietro con 230.000 Filippo Etna, a sopravanzare il padrone di casa, lo svizzero Claudio Rinaldi con 200.000. Occhio a Carlo Braccini, fortissimo pro di Poker Club. Ai nostri microfoni ha evidenziato che il suo sponsor, l'Ottomatica, lo ha stimolato a partecipare a questo evento, ormai protagonista del mercato, e stecca la mano, 190.000 chip, ha visto giusto. Gianluca Speranza, uno dei più forti torneisti italiani, ha 175.000 chip e si è appena rifatto sotto il pro di titanbet.it Ferdinando Locascio, che dopo aver scritto su Facebook che le carte gli volevano male ha trasformato le sue 40.000 chip in 160.000. Sarà pure Summer Edition, ma tra un po' sarà come tornare in Riviera negli anni 80, quando si lottava con il coltello tra i denti per conquistare la straniera più bella.